Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con l'errore da parte di Viking 3B e problemi anche Numero per 2 Toscarella, Viking 3B che squalificato. non è sicura nella fase di avvio, regala molti metri, adesso è una sessantina di metri dalla testa. Così Vaimo Blessed ha preso subito la testa e anche una decina di metri di vantaggio nei confronti di Zero Gravity, che è in seconda posizione a precedere Antonio Boccino. Quindi The Best of Glory, Toscarella che va a ricongiungersi con il resto del gruppo. Si completano i primi 400 metri di corsa in 39. Vaimo Blessed all'avanguardia, in seconda posizione Zero Gravity, in terza Antonio Boccino, che precede sempre Buongallo Wiesel, The Best of Glory, Toscarella. I 600 della testa se ne vanno in 46,2 con libero di fare i propri comodi Vaimo Blessed all'avanguardia nei confronti di Zero Gravity che lo segue. Poi sempre Antonio Boccino, Buongallo Wiesel e The Best of Glory si scopre. Toscarella dopo un giro in 1 minuto e 8 decimi inizia ovviamente ad accelerare il ritmo che è già stato discreto. Vaimo Blessed 1,15 il primo chilometro. Toscarella è allo scoperto a lato di Buongallo Wiesel, prova a proseguire nella propria azione esterna raggiungendo Antonio Boccino. Intanto il battistrada però ha fatto 14 spaccato davanti alle tribune, 28,2 intermedio. Appena Toscarella si è mossa, il leader ha cominciato ad andare a tutta. Zero Gravity sempre in seconda posizione a precedere Antonio Boccino. Toscarella di fuori, 14,3 anche per la piegata di destra. Vaimo Blessed in evidenza, Zero Gravity sempre lì a un paio di lunghezze. Toscarella di fuori che fa fatica a lato di Antonio Boccino, prova a venire in mezzo alla pista Buongallo Wiesel, il miglio passato in 1,57,3 con un altro 14 sparato da Vaimo Blessed che è in evidenza chiara nei confronti di Zero Gravity. Antonio Boccino sempre con a destra Toscarella, la retta d'arrivo e nessuno andrà più a prenderlo. Vaimo Blessed la retta dopo aver sparato un altro 14,4. Prestazione mostra per l'allievo di Francesco Pettinari, Lorenzo Baldi al training, i colori di Giancarlo Miotto. Ancora 28,8 ad arrivare, 1,13,6 2000 metri, 2,26,1. Vaimo Blessed, che prestazione davvero impressionante, senza calare la briglia. Vittoria facile ancora in mano a Francesco Pettinari nel percorso di testa, doppio chilometro a velocità supersonica. Vince Vaimo Blessed nei confronti del resto del gruppo che finisce molto lontano, con Zero Gravity che precede ancora una volta il 7 di Antonio Boccino che si difende da Toscarella.